Licata celebra i suoi campioni nel pomeriggio della festa, nel pomeriggio della prima volta della squadra di Mister Bonfatto al rientro dopo la conquista del campionato di eccellenza e del conseguente ritorno in Serie D. Lo fa in una sfida sulla carta molto stimolante, molto interessante, come quella contro l'Unitas Sciacca. Parte meglio la squadra di casa con la Piana che innesca subito Manfrè, la conclusione da parte del centravanti di casa con la parata da parte di Rizzuto, poi risponde e lo fa in maniera interessante l'Unitas Sciacca, intanto col tentativo di Pisciotta che esce di poco a lato, poi con Retucci che riconquista palla, si porta al limite dell'area, va a calciare con il sinistro, la palla è ben angolata ma troppo lenta ed esce sul fondo. Insiste la squadra di Bruccoleri, allenata per l'occasione in panchina dal suo secondo Dardes, ancora una palla recuperata al limite dell'area di rigore, altra conclusione di Pisciotta, non arriva sul secondo palo la correzione, allora Licata decide di accendersi, la palla viene messa in mezzo, poi con il recupero la conclusione di Brugnone, respinge ancora una volta sul primo palo in maniera attenta Rizzuto, poi una brutta palla persa da parte della difesa verdennera e allora Vincenzo Manfrè, il caprone, torna a segnare e lo fa in una circostanza speciale, perché basta vedere le immagini. Palla sotto la maglia a simulare una pancia, perché sta arrivando un nuovo fardello di gioia in famiglia Manfrè. Il gol dell'1-0 per il Licata, esplode il primo scampolo, il primo episodio della festa licatese. Poi dall'altra parte torna a farsi vedere l'Unitas Sciacca, colpo di testa sul secondo palo di Daleo con la palla che si perde fuori, ma poco dopo la palla messa in mezzo per la Piana che non riesce col tapin vincente. E allora, se non può segnare lui, fa segnare un compagno, e che compagno, Luca Palmisano, altro pilastro inamovibile di questo Licata schiacciasassi che firma il gol del 2-0. E poi poco prima della fine del primo tempo altre occasioni, in particolare questa con il calcio di punizione tentato da quasi 30 metri da Saro Licata, la respinge in volo d'angelo Federico Valenti. Con le immagini passiamo al secondo tempo con l'Unitas Sciacca che prova a ripartire ancora una volta forte, qui con il cross di Rallo, il colpo di testa da parte di Pisciotta, che palla che si perde fuori, dall'altra parte pallone perso in maniera anche abbastanza ingenua dal Licata. Concialdi prova a mettersi in proprio, conclusione dalla distanza con palla che esce di poco a lato, poi ci pensa Tirone sull'out di sinistra a cercare di creare qualcosa per i compagni, il servizio e per Garufo, altra conclusione dalla distanza, ancora debole e centrale, parata dal portiere, ma occhio a questo calcio d'angolo per l'Unitas Sciacca dal piede sinistro fatato di Piero Concialdi sulla testa di Morleo, tutto solo sul secondo palo, non riesce ad indirizzarla. Poco dopo ancora Unitas con il calcio di punizione tentato dai 20 metri da Piero Concialdi, traiettoria precisa ma lenta, e ancora una volta Valenti in due tempi può fare sola palla l'estremo difensore del Licata, poi si trasforma in assist man. Qui il lancio, la sponda di La Piana a vuoto Rallo, e allora Antonio El Pocio Esposito per la firma del 3-0, entrato dalla panchina, uno dei super sub fondamentali per la corsa del Licata, firma la rete del 3-0, poi la solita dedica speciale davanti alla tribuna del Dino Liotta. Poi pochi minuti dopo La Piana con questa conclusione radente l'erba che termina di poco fuori. Ci pensa però Calogero Minacori, un altro giocatore molto atteso a firmare il gol del 4-0. Lui c'era nell'anno della retrocessione amara in eccellenza e ha voluto esserci a tutti i costi nell'anno del ritorno in Serie D e firma il gol del 4-0 sotto la curva. Ma non è finita qui, perché Calogero La Piana dopo i due assist vuole mettersi in proprio, vuole mettere la sua firma, la mette con la rete del 5-0, minuto 90, e non poteva chiudersi in maniera migliore questo pomeriggio di festa per il Licata, che dunque saluta il Dino Liotta per questa stagione con una roboante vittoria ai danni dell'Unitas Sciacca, e verdenneri che si mettono in grande difficoltà perché a una giornata dalla fine devono sperare in un miracolo per agguantare la zona che porterebbe ai playoff. Da Sportisir è tutto, alla prossima!